Pensiero del giorno, mercoledì 18 dicembre. Portiamo la pace. Essere costruttori di pace. Gesù dice: beati gli operatori di pace. Oggi, con tutte queste tensioni, con la guerra che si è scatenata, dobbiamo essere costruttori di pace. Da dove dobbiamo cominciare? Da noi stessi. Da noi stessi. Quando sentiamo qualcosa dentro di noi che ci disturba, dobbiamo mettere la pace dentro di noi, perché non sappiamo quali saranno le conseguenze. Siamo già una fonte di tensione se lasciamo esplodere questo qualcosa dentro di noi. E poi nelle nostre famiglie, negli uffici, nelle scuole. Costruttori di pace. Portate la pace, perché non sappiamo che effetto avrà questo nostro modo di agire. È come quando si getta un sasso nell'acqua. Non si conosce l'effetto benefico. Chissà cosa sarebbe successo se non avessimo agito come costruttori di pace. Chiara Lubich al Congresso Eucaristico Diocesano, Frascati 2 maggio 1982. Parola di vita. Dicembre 2024. Nulla è impossibile a Dio. Dal Vangelo di Luca, capitolo 1, versetto 37.